Bentrovati amici in questa nuova puntata di Die Pro Die. Oggi si parla dei problemi inerenti al lavoro, come ripristinare poi il patto costituzionale tra Stato e Regione. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, lo Stato stabilisce infatti un rapporto di neocolonialismo, mettendo il silenziatore sulla vertenza entrate, lasciando poi risolti i problemi della rinegoziazione del patto di stabilità e l'attuazione degli accordi sul rilancio delle attività produttive. Ma noi parliamo di lavoro e di crisi, ne parliamo con Arnaldo Melissa, ex sindacalista della UIL. Intanto, giusto per i nostri telespettatori, lo ricordiamo, siamo in Piazzale Segni, siamo qui nella settimana del mercato, qui una volta alla settimana in Piazzale Segni a Sassari c'è il mercato e proprio qui abbiamo deciso di così realizzare questa puntata per parlare di crisi, ma non solo. Ecco, approfitto di questo per farle una domanda. Lei da sindacalista è passato praticamente a fare l'imprenditore. Oggi lei è imprenditore e tra l'altro anche a capo di una grossa azienda di telefonia. Ecco, cosa sta cambiando? Cosa sta succedendo? Come si vive questa crisi all'interno di questa azienda e come vivono poi le persone che lavorano con voi? Beh, guardi, intanto c'è da dire questo. Il merito qua va dato al governo, che ha messo in atto degli strumenti sugli ammortizzatori sociali che hanno permesso alle aziende come la nostra di sopravvivere, di tentare di rilanciarsi, e è questo che stiamo facendo, in primo luogo, perché la nostra era un'azienda in crisi come ce ne sono tante altre. Ovviamente la vivono male, perché quando un lavoratore che già guadagna poco prende 1.200 euro e si ritrova a guadagnarne 850 e si vede tagliato fuori dall'ambiente produttivo e non è in grado di programmare la propria vita, ovviamente c'è una sofferenza, c'è una sofferenza della famiglia, degli aspetti anche affettivi, quindi diciamo che la vivono male. Lavoratori della Mazda! L'unica cosa che in qualche modo li sostiene è questa speranza che l'economia si possa riprendere. Io dico loro di non puntare solo sull'oggi, ma anche di puntare sul domani, di scommettere su una voglia nuova, e che probabilmente queste contrazioni dei consumi, questi sacrifici che stiamo affrontando ci porteranno a una nuova fase di sviluppo. Non è semplice, ma se tutti insieme proviamo sotto l'egida dei 150 anni a essere uniti in una vera Italia, io credo che l'Italia possa farcela anche bene. Ma che ha sta macchina, mannaggia? Che ti fermi? Scendi, apri il cofano, vai. Ma fai qualche cosa, come non Cosa fai? vuoi che faccia? Ma come? Fai passare. Forza, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che dorme. Fa preso. Oh, Dai, ciappi. vengono. Stavamo scherzando. Dai, che non scappa. si può scherzare. Dai, ciappi. Dai, ma no, in questo momento. Che è successo? Alberto! Riccardo! Adesso io dormivo! sei coraggio? Io? Sono stati loro, io dormivo! Ah, io sono socialista! Socialista, Tu non sei neanche un uomo! Insomma, per andare in chiusura, credere in un progetto oggi è importantissimo, bisogna credere di più nelle aziende per cui si lavora, per il quale si lavora, e cercare di superare, insomma, questi momenti di negatività. Assolutamente, io credo che la filosofia di vita debba essere questa, che il posto fisso non esiste più, o meglio, se esiste comunque è un'integrazione del proprio reddito vero e proprio nel momento in cui io scommetto su quell'azienda, quindi il maggior azionista di quell'azienda sono io. Io credo che lo sviluppo futuro dei lavoratori possa essere anche l'assoluto investimento dei lavoratori dentro l'azienda. Certo. È una forma evolutiva che vedremo nei prossimi anni, di cui già si parla apertamente, e credo troverà presto praticità anche nel Sassarese e in Sardegna. Siamo vittime di un licenziamento collettivo mascherato da cessione di ramo d'azienda. Per 1192 persone il licenziamento collettivo, quindi poi la mobilità da gennaio. Perché praticamente ci ha ucciso, cioè non abbiamo più lavoro, non abbiamo più stipendi. Noi eravamo dipendenti Getronics, poi ci acquistate Eutelia nel 2006 e praticamente siamo stati con Eutelia quasi 3 anni.
Dopodiché il 15 giugno siamo passati inaspettatamente, perché c'erano delle trattative in corso col Ministero, siamo passati una notte praticamente a essere dipendenti agile, quindi 2000 persone in un SRL, siamo passati in un gruppo Omega che nessuno conosce, dove al suo interno ci sono altre 6-7 scatole come noi, quasi sempre vuote. Lei poc'anzi però ha detto, giusto così per ritornare un attimino indietro, ha parlato insomma delle grandi aziende che insomma vicino Sassari si stanno in qualche modo prendendo il mercato, ma la città di Sassari in questo caso come può sopravvivere a quelli che sono i prezzi, a quelle che sono le problematiche? Guardi, la città di Sassari è una città di persone intelligenti. Devo dire che se chi amministra e anche chi sta all'opposizione di chi amministra cominciano a fare ragionamenti strategici, cominciano a dare segnali di unità, di una conversione che non c'è mai stata, che gli odi politici devono trovare come dire, il seppellimento vero e proprio per dare luogo a una nuova nascita di progetti, di fattività, di positività. Io credo che la gente abbia voglia di politica, abbia voglia di buona politica, di buon governo e di serietà. Io credo che il principio cardine sia questo. La città può rilanciarsi a seguito di una buona politica e deve riguardare chi governa e chi non governa, ma deve riguardare i cittadini. Ma Zia Maria? Anche Zia Maria deve riguardare, perché anche Zia Maria criticandoci ci deve stimolare. Io non mi metto nella classe Zia Maria, di governo. io intendo Zia Maria, colei che ha il negozietto di alimentari e che si ritrova insomma. Infatti rivitalizzare i centri storici, politiche di apertura ai mercati dei piccoli negozi, a mio giudizio possono essere la fase anche nei grandi gruppi industriali di rilancio. Ovviamente bisogna fare un lavoro di proiezione, di analisi che non si deve basare solo sulla razionalità ma anche sul cuore, scommettendo su chi? Sui giovani che sono senza prospettive oggi. Sottosegretario Letta, ci sono tutte le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori. L'azienda, a quanto ci risulta, non c'è perché sono tutti dimissionari. I famosi che hanno accusato i lavoratori che contavano frottole si sono dimessi e probabilmente sono pronti a scappare con il bottino. Su si sta discutendo di questo, accelerare immediatamente il commissariamento e fare in modo che si impedisca alla famiglia Liori, a Massa e ai Landi di portare all'estero il bottino e lasciare i debiti addosso ai lavoratori. Onorevole Di Pietro, com'è la situazione? Sa qualcosa? No, stiamo aspettando, proprio adesso in questo momento stiamo aspettando i messaggeri dall'Inde. È un problema di ordine pubblico e sociale. Ma che ci diventi un problema di ordine pubblico? Che ci diventi? Se mi sta contestando, a me contesti 5 mesi senza stipendio, senza mangiare, che cazzo mi contesti? Che cazzo mi contesti? Spiegamelo tu, che cazzo gli dico? Papà ha trovato due ladri che si sono rubati i soldi, questo gli devo dire ai miei figli. Noi siamo d'accordo con lei, allora viva il cuore, insomma, che queste prospettive siano quantomeno e quanto prima il più positive possibili. L'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata, grazie ad Arnaldo Melissa che è stato con noi, e si parlerà ancora di crisi ma si parlerà ancora di imprenditoria. Al prossimo appuntamento di Die Pro Die, arrivederci a tutti.